Bentrovati al nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vogliamo tornare a parlare di diario della sostenibilità e lo vogliamo fare insieme alla testimonial di questo importante progetto ideato dal Gruppo Vicenza in collaborazione con il Comune di San Giovanni Lupatotto per parlare di sostenibilità e naturalmente buone prassi per rispettare l'ambiente. E con Tessa Gelisi abbiamo voluto affrontare questi temi e la sua passione per la natura. Il mio ruolo in questo bellissimo progetto è quello di aiutare i ragazzi a mettere in pratica i principi giusti, meravigliosi della sostenibilità che hanno. Quindi salviamo il pianeta, ok, ma come lo salviamo? Lo salviamo con tanti piccoli gesti quotidiani che vanno capiti, che vanno modificati. Quindi il mio ruolo è quello di aiutarli nella velocizzazione del loro percorso di sostenibilità. Da come ci si veste, quindi che materiali prediligere, come lavarli, come mantenerli, stop al fast fashion, alimentazione, quindi quali sono i prodotti a minore impatto ambientale, qual è la dieta a minore impatto ambientale, ve lo svelo già, la mediterranea, piuttosto come muoversi. Si sa che ovviamente andare a piedi o in bicicletta è più ecologico, ma come possiamo modificare la nostra mobilità per usare di più la mobilità sostenibile? E poi non so quante volte si lascia accesa la luce, come si spreca, che fornitore energetico si ha in casa. Sono veramente tantissimi gli ambiti, non a caso ci ho dedicato un blog. Nel Veneto si è vista un'impennata delle iscrizioni agli istituti tecnici, anche Verona ha visto una crescita importante nelle iscrizioni dei CAT, quasi il raddoppio delle classi. Un successo importante dovuto a che cosa? Lo abbiamo chiesto a Nicola Turri del Collegio dei Geometri laureati della provincia di Verona. Allora, si è conclusa l'iscrizione alle scuole con lo scorso 4 febbraio e anche gli istituti CAT, che sono gli istituti di riferimento per quelli che saranno i futuri geometri, fortunatamente anche quest'anno hanno avuto un grosso successo, mi viene a dire un enorme successo, perché oltre a consolidare quelle che sono state le posizioni degli altri anni, su alcuni istituti, in particolare sull'istituto cittadino di riferimento che è Can Grande della Scala e su un istituto di periferia, un istituto di provincia, con molta probabilità aumenteremo le classi, le prime classi che già erano numerose gli altri anni. Quanto incide il mercato del lavoro nella scelta della scuola superiore? E oltre alle attitudini, naturalmente i talenti, si sta anche cercando di scegliere una scuola in base a quelle che sono le richieste del mercato? Questa è la domanda che abbiamo posto sempre a Nicola Turri. Sì, devo dire che probabilmente questa dinamica che noi stiamo avvalorando da un po' di anni è entrata nella testa dei ragazzi e soprattutto nella testa dei genitori. Hanno finalmente capito che l'importanza dell'istruzione tecnica, hanno capito la valenza dell'istruzione tecnica e soprattutto hanno capito che questa professione, la professione del geometra, è una professione a portata di mano, è una professione direttamente spendibile ed è una professione che probabilmente si sta riscoprendo in tutte le sue sfaccettature. Parliamo di orientamento. Quali sono i numeri, l'impegno che ha messo in campo in questi mesi il Collegio di Verona? È chiaro che se questi sono i frutti vuol dire che a monte i semi sono stati appunto seminati nel terreno e già da un po' di tempo. È ormai un po' di anni che siamo presenti in tutte le fiere dell'orientamento, Job Orienta in primis, che sapete essere ormai una fiera dell'orientamento a livello nazionale, e il Collegio di Verona in particolare, insieme ad altri collegi della regione, per cui altri collegi del Veneto e altri collegi limitrofi, facciamo opera di propaganda già da un po' di anni ed evidentemente il risultato paga. Ciò non toglie che facciamo anche opera territoriale, per cui vuol dire che su Verona e provincia siamo presenti nei 4 istituti CAT con attività di orientamento, con attività di open day, e siamo presenti soprattutto, malgrado le vicissitudini, malgrado i momenti non ci permettano una presenza proficua, nelle scuole medie di primo grado, per cui facciamo attività laboratoriale, attività didattica che permetta ai giovani ragazzi di cominciare
a capire quali potrebbero essere le attitudini verso anche questa professione, ma soprattutto, come dicevo prima, verso l'istruzione tecnica. È stato citato Job e Orienta. Io vorrei ricordare che nel corso di questa manifestazione il collegio ha presentato e portato una presentazione della propria attività in un track multimediale, una scelta tecnologica importante che ha attratto tantissimi ragazzi, ma che è anche inizio di un cambiamento su come sarà l'orientamento, una modalità innovativa che oggi andiamo a conoscere insieme a voi. Io direi che il Job Orienta di quest'anno, come hai detto tu, è stato uno spartiacque. L'elemento proprio di rottura, il fatto di presentarsi non con il classico stand ma con questo track, è stato un elemento di innovazione che è stato percepito in primis dai ragazzi, che hanno capito, indipendentemente da quella che poteva essere la loro scelta, ma che c'è una professione che è in movimento, e il track è stato proprio l'elemento scatenante. Sulla scorta di quanto successo stiamo meditando, ma giustamente perché non possiamo permetterci di stare fermi, in conseguenza anche della situazione che da qualche anno sta ovviamente colpendo il mondo intero, e intendo il mondo della scuola, per cui con gli accessi limitati, con le possibilità ridotte di vedere i ragazzi, stiamo mettendo in campo un nuovo tipo di comunicazione rivolto sempre ai ragazzi delle scuole medie, con la quale ci sarà la possibilità, sia in presenza se ci sarà permesso, o sia a distanza, di avere questo nuovo modo di comunicare, che penso sarà comunque efficace e porterà i risultati sperati. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità, e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio, e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Nel prossimo servizio parliamo di 3 corsi importanti IFTS che naturalmente daranno opportunità per essere inseriti nel mondo del lavoro. Che cosa sono? Quali opportunità offrono e soprattutto a cosa preparano? Ne abbiamo parlato insieme al coordinatore delle scuole edili del Veneto, l'ingegner Cristiano Perale. I corsi IFTS sono corsi di alta formazione finanziati dalla Regione, proposti da diversi settori industriali, tra cui il sistema delle costruzioni. Ha proposto quest'anno 3 percorsi formativi di 800 ore, 400 ore in aula e 400 ore in stage, in 3 location nella regione Veneto, distanziate in modo da dare equilibrio anche nella raccolta di adesioni. Una sede sarà a Belluno, una sede sarà a Vicenza e una sede sarà a Venezia. Questi percorsi formativi hanno come obiettivo quello di dare nuove competenze nel sistema delle costruzioni, per quello che ci riguarda. Corsi IFTS, a chi sono rivolti e quali sono le competenze minime per accedere a questi corsi gratuiti? I corsi sono rivolti a persone di ogni età, occupati o non occupati, che abbiano perlomeno fatto il 4º anno di scuole superiori. Quindi possono non averle completate, devono avere superato il 4º anno, quindi aver avuto l'autorizzazione a fare il 5º anno, però non devono per forza averlo fatto. Servono quindi e garantiscono quindi al completamento del corso un titolo di 4º livello formativo, quindi di scuola superiore, che gli darà poi possibilità, se vogliono, di approfondire ulteriormente le loro competenze nei percorsi ITS o nei percorsi universitari.
Stiamo conoscendo meglio questi 3 corsi FTS gratuiti, ma vogliamo anche capire quante sono le ore di formazione previste, ma soprattutto quante sono le ore di attività insieme alle aziende leader del territorio. I corsi sono stati proposti dal Sistema delle Costruzioni Veneto attraverso le scuole edili, quindi gli enti di formazione presenti nelle 7 province gestiti dall'Associazione Costruttori, quindi dall'ANCE e dal sistema sindacale, quindi CGIL, CISL e UIL. Sono enti bilaterali, enti no profit, che hanno come obiettivo quello di trasferire appunto competenze per il sistema della formazione. Le 7 scuole hanno individuato appunto 3 sedi nel territorio veneto per sviluppare questi corsi, una a Belluno e una a Vicenza, con 2 corsi complementari ma simili nei concetti, cioè sviluppare competenze per la gestione, la guida e la manutenzione di macchine operatrici. E il terzo corso invece che si svolgerà a Venezia è per invece tecnici con una competenza più amministrativa legata alla gestione degli appalti, quindi alle competenze giuridiche e amministrative per la gestione di un appalto pubblico o anche privato. Le ore del percorso IFTS complessive sono 800, 400 si svolgono in aula, di cui 120 sono ore che verranno fatte in formazione a distanza, quindi in digitale, e quindi 280 invece in presenza, e 400 ore invece saranno in stage in aziende e in imprese o studi professionali che abbiamo già individuato. Abbiamo ascoltato la presentazione di questi 3 corsi FTS che saranno realizzati nelle città di Belluno, Vicenza, Padova, Venezia, ma per chi venisse da altre città del Veneto può comunque partecipare o iscriversi, l'abbiamo chiesto a Cristiano Perale. Assolutamente sì, il progetto IFTS ha come caratteristica quella di poter finanziare la residenzialità, quindi la possibilità di spostarsi sul territorio. Stiamo organizzando i corsi compatibilmente anche con un'attività lavorativa, proprio perché, come dicevo prima, i corsi sono aperti anche a occupati, che però potrebbero venire da una parte del territorio distante dalla sede di formazione, e quindi pensare di arrivare la sera prima o di fermarsi alla sera perché le ore di lezione sono andate particolarmente lunghe, o fermarsi più giorni appunto per seguire più giornate di formazione. Garantiremo quindi la copertura economica e daremo delle indicazioni per garantire appunto la residenzialità a 360 gradi, quindi non solo il alloggio ma anche il vitto. Il tempo stringe per poter iscriversi a questi corsi FTS. Andiamo a conoscere come si può accedere alla selezione, all'iscrizione, lo facciamo insieme a Cristiano Perale. La registrazione avviene attraverso un portale web d'ingresso, Scuole Edili Veneto. Da qui attraverso un semplicissimo form si seleziona l'ambito in cui si vorrebbe partecipare allo sviluppo delle competenze, e poi si verrà immediatamente ricontattati dalla scuola edile di competenza per un primo screening delle competenze in ingresso e poi per la fase di selezione che avverrà una quindicina di giorni verso fine mese. Siamo in conclusione anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana per tornare a parlare di tante novità dedicate al mondo del lavoro.